Buon fine settimana, benvenuti, nuovo appuntamento con il nostro approfondimento, il punto. Oggi giornata importante perché insomma discuteremo di un sacco di questioni che riguardano proprio la politica nel senso stretto, quella dei partiti, quella delle alleanze, quella delle prospettive al voto, perché sta per arrivare l'estate, ma insomma la politica, i partiti non si fermano, cercano insomma le alleanze in vista delle regionali che ormai sono davvero dietro l'angolo. Nell'anteprima però, come sempre, oggi c'è Totò Calì, il nostro Totò Calì con le sue vignette, così insomma edulcoriamo un po' la pillola prima che diventi troppo amara. Ma si stanno ammazzando tutti, No, veramente, vabbè. regionali, nazionali, internazionali. Tutti. Insomma, Sì. ecco, il racconto è questo. Oggi avremo, guarda, Totò, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, che è uno sempre sotto diciamo, la lente, i Ma la riflettori, diplomazia che è uno è diplomatico. finita. Oggi poi Ci avremo un sacco di vorrebbe la da Vardera, pareti diplomatici. avremo tutti con noi. Abbiamo anche Ma il sindaco di Burgio. Tu dici che scusa, il sindaco di Serra di Falco, famosa testa di Burgio. Leonardo Burgio, che è stato tirato in ballo, insomma, per una vicenda. Vabbè, adesso ne parleremo dopo nella Vabbè, trasmissione. Allora, cominciamo con le vignette, dai. vai. Vai. Allora, qua abbiamo Vannacci che supera la Lega e quindi Salvini. Ah, Diceva tu vuoi mettere un carroccio con un carro armato. caro mio. Quello che è Alberto De Quindi, Giussano, modello sì, modello modello moderno, salviniano. modello salviniano. Ah, eccolo qua. Ecco qua. Cateno De Luca che comincia a affilare i coltelli. E lui è uno di quelli, insomma, in Dice, rampa di lancio, eh? dice, distribuisci questo volantino ad altre 10 persone se non vuoi subire la maledizione di Cateno. Che è il È il mago famoso delle Cateno di cose. Sant'Antonio. La catena di Sant'Antonio. Cateno di Sant'Antonio. Cateno di Sant'Antonio, giusto, insomma. Poi c'è quest'altro, eccolo qua, un E altro in qua rampa di abbiamo, lancio. sì, che è la Vardera, insomma, che incarna la protesta. È più magro, lo fai più Eh, magro, lo fai più magro da- di quello che sì, è. sì, bene. Cioè, è Tanto la talmente... incarna che guarda allo specchio e si insulta da solo, e si insulta da solo. proprio per protesta. Per protesta, sì. Gisela Lavardera che sarà con noi più tardi dopo la sigla nella trasmissione. Andiamo. Andiamo avanti. C'è una foto che ecco, Sto poveretto, sempre in mezzo. riprende, riprende insomma qua il presidente Schifani. Ce l'hanno Dice: tutti con lui. ma perché ce l'avete con me? Io non ho fatto niente. Appunto, Tutti in appunto, coro dicono, no? appunto. Appunto. Vabbè. Eh. Ah, Poi c'è qua la fotografia di Fratelli d'Italia, il insomma, nuovo simbolo eccoli di qui. Fratelli d'Italia. Il nuovo simbolo abbiamo che è ripreso dalla Bibbia. Caino e Guarda, Abele. Insomma, si che stanno fratelli ammazzando tutti coltelli. quanti. Fratelli coltelli. Fratelli coltelli. Un grande classico. Un grande classico, sempre riproposto. Ah, questo è E bellissimo. poi notizia di ieri che Trump, insomma, non è stato molto galante con il presidente Ma no, è del stato molto Consiglio. galante, è un eufemismo, è stato un cafone, proprio Vabbè, io volevo essere più gentile. senza il Vabbè, minimo tatto istituzionale, insomma, come si fa a dire completamente, al completamente. presidente di uno Stato importante come l'Italia, dire, ah, non mi hai fatto Torniamo al bene. discorso della diplomazia, perché io penso che i toni non Eh, siano cambiati, però magari se li dicevano dietro le quinte. beh, insomma, non si Invece dica, insomma. Trump lo dice Ovviamente poi c'è davanti tutta la alle dietrologia telecamere. su questa. La vignetta però com'è? Vediamo. La vignetta è chiaramente ci sono due turisti americani in Italia. Se posso fare la foto, questo è il David di Michelangelo. Ma sì, dai, mi fate pena. È proprio a E livello... questo, insomma, è una vignetta un po' patriottica. po' patriottica, no?
come si dice, Le bellezze della nostra terra. l'eccellenza italiana, diciamo, in tutto il suo splendore, rappresentata dal David, con i turisti americani che sono sempre, anche loro, un po' cafoni, vanno così in short, magliettine, insomma, che modi sono? Fanno pandan con il loro presidente. Insomma, come si dice, la pera, la mela non cade mai lontano dall'albero. Non cade lontano dall'altro. Allora Totò, ci vediamo la prossima settimana, no? All'ultima puntata della stagione, quindi insomma prepara delle vignette scoppiettanti, vabbè, che voglio dire, ti dà lo spunto. Farò un collegamento te la dà la internazionale anch'io. internazionale con Donald Trump e Giorgio Meloni. Gli fai fare pace come fece Berlusconi con Bush e Putin. Insomma, non ho questo potere. E tu in mezzo, sarebbe male. Poi ci fai anche una vignetta. Allora, grazie Totò Galì per Grazie a voi. le vignette sempre belle, sempre sarcastiche, pungenti. Noi ci fermiamo adesso, piccola pausa per la sigla, ma subito dopo la sigla comincia il dibattito. Ci sarà con noi Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle, la Vardera di Controcorrente, il presidente dell'Ars Gaetano Galbagno, Nicola D'Agostino, poi insomma tanti ospiti. Mi sarò dimenticato qualcuno sicuramente, però insomma questa è la nostra trasmissione, subito dopo la sigla. Allora, ben trovati, la nostra trasmissione, il punto nella parte insomma di anteprima. Abbiamo visto le vignette di Totò Galì, sempre molto pungente. Adesso cominciamo il dibattito, tanti temi nell'ordine del giorno di questa puntata. Vi presento gli ospiti. Alla mia destra il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galbagno, buonasera. Deputato di Fratelli d'Italia, Nicola D'Agostino, deputato di Forza Italia, deputato regionale di Forza Italia, Danilo Lo Giudice. Io dico, è stato deputato regionale, fa un sacco di cose, io dico il braccio destro di Cateno De Luca, il braccio operativo, braccio operativo di Cateno De Luca, Sud chiama Nord, galvanizzati insomma dalle vittorie a Messina e in altri comuni. Nuccio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle, vicepresidente dell'Assemblea, vicepresidente vicario dell'Assemblea regionale siciliana, quindi abbiamo due massimi esponenti dell'Assemblea regionale siciliana, delle istituzioni regionali. Adesso colleghiamo anche Ismael Lavardera che si metterà in collegamento con noi, però cominciamo questa trasmissione con l'uomo del giorno. Eccolo qua, io ve lo faccio vedere, è l'uomo del giorno perché lo vediamo in diretta. Eccolo qua, lui è Leonardo Burgio, sindaco di Serra di Falco, comune di circa 5.000 abitanti nel Nisseno, sindaco, vedete Alberto da Giussano nella giacca, nell'asola della giacca, sindaco leghista che si è candidato ed è stato rieletto per il terzo mandato. Ora lo dico per i nostri telespettatori che magari sono un po' distratti: non si può in Sicilia svolgere due mandati consecutivi da primo cittadino. Due sì. Il terzo mandato, cioè oltre i due mandati a sindaco. Non fa eccezione nulla. In realtà però in Italia il Parlamento ha votato una legge dove nel resto d'Italia, tranne per le regioni a statuto speciale che sarebbero la Sicilia e la Sardegna, questa cosa è possibile, quindi lui dice si è studiato per i comuni sotto i 15.000 sotto i 15.000 abitanti. Questo è ovviamente il caso di Serra di Falco. Lui ha sfidato insomma la legge, possiamo dirlo, oppure è stato più bravo, è entrato Anzitutto buonasera. Buonasera. Mi preme subito dire una cosa, cioè il fatto che io non ho sfidato assolutamente nulla. Io nella vita le sfide, se le faccio contro chi sostengo essere appunto un competitor o essere un'altra forza politica da combattere contro le istituzioni. Non posso mai permettermi di neanche immaginare di sfidarle.
Allora, raccontiamola, perché poi perché è diventato l'uomo del giorno in questi giorni? Perché in questi giorni, diciamo, dopo un vertice del centrodestra a Palermo, dopo le elezioni amministrative, diciamo, è diventato un caso il sindaco di Serra di Falco, perché dice come mai questo è diventato sindaco per la terza volta, questa tornata di amministrative? Tra l'altro lui era, mi corregga sindaco, se lui era l'unico candidato, quindi insomma si sarebbero dovute rifare le elezioni probabilmente senza candidati in questo caso. Comunque lui si è candidato, è stato rieletto con un buon numero di voti dai suoi concittadini, perché per 2 volte lo avevano già votato, ed è stato proclamato sindaco. Allora, Nicola D'Agostino ha detto proprio in questi giorni, vedendo il caso sollevato, ha detto, dice, ma come mai questo è sindaco? Ha fatto una domanda, dov'è lo Stato? No, questa è la domanda. No, perché il sindaco dice che lui non attacca le istituzioni, effettivamente lui le attacca, e le attacca provocatoriamente anche con molta efficienza. Lui le oltraggia le istituzioni, perché se tu c'è una legge che dice che non ti puoi candidare, non ti candidi, punto. Se ti candidi dovrebbe intervenire qualcuno a prenderti con la camicia di forza e ti mette fuori, perché non è consentibile dare questo esempio negativo, che siamo in un contesto di totale, non so utilizzare la parola neppure qual è, perché è anarchia, perché se io utilizzo la parola di illegalità o illecità, uso una parola probabilmente sbagliata, allora, perché gli è stato consentito. Ora, che non ci sia nessuno che controlli, parlo della regione per primo, qua abbiamo anche il Presidente del Parlamento regionale, per cui facciamo leggi, Gaetano, che non valgono niente, e fino ad arrivare ovviamente a chi deve controllare per conto dello Stato, quindi le autorità costituite dalla prefettura alla magistratura. Non è che c'è bisogno di fare ricorso. Stavo venendo a questo, la prefettura prefettura di Caltanissetta ha mandato diciamo una comunicazione proprio su questo caso di Serra di Falco, dicendo che appunto ha preso atto di tutto quello che abbiamo raccontato in modo veloce, adesso se ne dovrà occupare l'istituzione regionale di questo caso. Allora, Sindaco Burgio, ci racconti con le sue parole che cosa ha fatto? Ha oltraggiato le istituzioni, come dice Nicola D'Agostino? Guardi, io non ho mai oltraggiato le istituzioni, anzi le ringrazio sempre per la vicinanza che hanno avuto anche per fattori personali, dove purtroppo, come dice l'onorevole D'Agostino, la camicia di forza, forse in quel momento della mia vita, psicologicamente e psichiatramente, c'ero forse arrivato vicino, dopo che ho subito il sequestro di persona e un tentato omicidio, e dopo che mi hanno trovato quelle stesse istituzioni in una pozza di sangue. Però le dinamiche le lasciamo naturalmente agli inquirenti, i motivi li abbiamo lasciati agli inquirenti, e le provocazioni dell'onorevole D'Agostino le lascio soltanto a lui. Mi dispiace che un deputato della regione possa dire queste cose. Ma perché ti dispiace? Scusa, ma perché ti dispiace? Rispondi invece, perché di fatto io ho presentato la legge, c'è una legge, io l'ho fatta parlare, onorevole, io l'ho fatta parlare. Se lei ritiene opportuno non fare parlare le persone, io ti voglio fare parlare. E allora, se lei ritiene opportuno non fare parlare le persone, parli lei. Altrimenti, quando lei smette, io se vuole le dico tutto. Parla. Ok. C'era un modulo sul sito della Regione Sicilia che abbiamo stampato insieme a tanti altri moduli, tantissimi moduli che abbiamo compilato, dove ho scritto in maniera chiara e precisa, consapevole della legge regionale numero in forza della sentenza numero 16 del 19 febbraio 2026 della Corte Costituzionale, e qualsiasi scelta sarebbe stata conseguenziale naturalmente anche ad azioni mie giuridiche. Lo Stato me lo consente, la legge me lo consente. Ma non è vero. Cosa non è vero? Che la legge te lo consente, non è vero. No, mi perdoni, io ho presentato la domanda, poteva essere esclusa. Certo, questo, ma infatti la provocazione politica, la provocazione politica è eccellente. No, nessuna provocazione. Ma c'è che ci sia una sentenza. Onorevole, sì, nessuna provocazione. C'è una sentenza della Corte Costituzionale. L'avvocato Rocco Todero, che è il mio legale, mi ha detto che questa sentenza è una sentenza forte, che sancisce il diritto di elettorato passivo,
che richiama l'articolo 3 e l'articolo 51 della Costituzione, che lo statuto speciale, pur avendo autonomia legislativa in materia elettorale, non può andare contro i principi sanciti dalla Costituzione. Mi candido su quei principi, la sentenza viene accolta, viene trascritta, viene accettata la candidatura, vado alle elezioni, vengo eletto, vengo proclamato. Io oggi sono sindaco del comune di Serra di Falco. Secondo me qui c'è una serie di problemi. È il Lupin nelle istituzioni, però non c'è poco da fare. Parla Galvani. No, non parlo Galvani, parlo semplicemente perché ricordo ai tempi che ho voluto portare in capigruppo per la seconda volta, a distanza di pochissimo tempo. Quindi prima in capigruppo abbiamo deciso che si rivota su una norma che era stata bocciata circa la questione relativa al terzo mandato per i sindaci che non avessero una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Ok? Benissimo. Siccome però dobbiamo spiegare anche ai cittadini di che stiamo parlando, che magari si annoiano, per farlo in maniera un pochettino magari più spicciola e chiara. Esatto. È come se ci fossero due norme. Una a livello nazionale e una a livello regionale. La norma te la faccio sulle case. La norma a livello nazionale prevede che tu possa costruire entro i 300 metri di distanza dal fiume. E un'altra norma regionale che non te lo consente. Il sindaco, in questo caso, ha adottato, si è ispirato alla norma nazionale e non alla norma regionale che è stata votata 2 volte. Cosa che invece non hanno fatto altri sindaci. Vengo a pensare, che so, alla sindaca di Agira, se non ricordo male, piuttosto che altri. Quindi sostanzialmente loro hanno detto prudenzialmente noi non vogliamo essere, facciamo passare il termine, abusivi e quindi costruire troppo vicini da quella soglia di 300 metri, perché noi abbiamo rispetto di un Parlamento regionale che si è espresso per 2 volte. Ora certamente non spetterà né a me né a D'Agostino, ma ci saranno gli organi competenti che Paola e allo giudice, perché qua sono tutti, sono tutti. Però ti dico una cosa. Burgio, sono tutti contro di lei. No, ma non è un discorso. Stiamo parlando di principi, non stiamo parlando di persone. Luca, io ti dico questo. Io ho inviato una PEC che è stata firmata anche dal collega Safina. Questa PEC l'ho inviata qualche giorno dopo l'elezione di Burgio, del sindaco Burgio. In questa PEC firmata da me e dal collega Safina abbiamo scritto 2 fondamentalmente ragioni per cui il sindaco Burgio doveva essere dichiarato ineleggibile. Questa PEC l'abbiamo inviata a prefetto, agli enti locali e al segretario comunale di Serra di Falco. Prima o dopo la proclamazione? Subito dopo l'elezione di Burgio, quindi prima della proclamazione che è avvenuta in consiglio comunale. Che è avvenuta doveva essere incandidabile, no, aspetta, sul discorso dopo la proclamazione del sindaco, prima del consiglio comunale della convalida. Quindi sostanzialmente siamo che c'è adesso la casa in riva al fiume, quindi dobbiamo dire la casa c'è. Ora questa casa, secondo la legge regionale, deve essere abbattuta o non deve essere abbattuta? Questa è la sostanza delle cose, perché ormai il sindaco è stato fatto. Ma non è così, perché il punto qual è? Il punto è, così facciamo passare un messaggio distorto ai cittadini, che diciamo c'è la legge, ingannatela la legge, andate oltre. E questa cosa fatta da un sindaco, per questo io dico a Leonardo, che comunque conosco e sicuramente ha fatto in questi 10 anni, come molti sindaci, ha fatto un ottimo lavoro, ma è chiaro che il messaggio che si dà ai cittadini, guardate che le leggi che vengono fatte in regioni siciliane, per questo il presidente della regione dovrebbe subito intervenire, quale tutore anche a tutela dello statuto siciliano, dovrebbe dire fermi un attimo, si commissaria il comune, dopodiché si riva nuovamente al voto e il sindaco Burgio può fare assolutamente il ricorso alla Corte Costituzionale o comunque può fare i vari passaggi come il ricorso. Me il nodo è questo, altrimenti passa il messaggio e io ringrazio, fammi finire un attimo, e io ringrazio tutti quei sindaci che potevano fare la stessa cosa che ha fatto Leonardo Burgio e non l'hanno fatto. Perché con correttezza non l'hanno fatto. Attenzione, poi è legittima la battaglia di Leonardo Burgio, assolutamente, perché poi una legge può essere iniqua, può essere non giusta, ma le leggi, se sono in vigore, vanno rispettate, perché altrimenti ai cittadini diamo il messaggio: le leggi non vanno rispettate. C'è il bollo,
non lo paghiamo, perché il bollo è una tassa che non mi piace, lui dice, non no, paghiamolo. lui dice, lo pago dopo, dice, oppure no, lo pago poi successivamente. Non funziona. Vicepresidente, io No, voglio no. fare, io voglio fare un Facciamo parlare passaggio. Burgio perché poi lo liberiamo. Poi Di Paola, poi vedo collegato anche Ismaele Lavardera che immagino conosca anche Intanto questa un situazione. saluto all'onorevole Lavardera, che non ho avuto occasione di salutarlo, è arrivato dopo. Volevo precisare all'onorevole Di Paola un passaggio, che nella prima fase della prima bocciatura e prima della sentenza, io assieme al gruppo tutto avevo accettato la bocciatura da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Quindi noi ci stavamo organizzando per fare altro, cioè per trovare un candidato a sindaco che continuasse questa attività amministrativa, che ti ringrazio, tu riconosci essere come un'attività amministrativa buona e che ha prodotto risultati, e naturalmente tutto quello che sarebbe venuto dopo sarebbe stato palese, tranquillo, sereno, in forza di quello che dice la legge regionale. La sentenza della Corte Costituzionale non lascia assolutamente libera interpretazione. Leonardo, quella sentenza è per la Valle d'Aosta, la Sicilia non è la Valle d'Aosta. Ma Come te lo devo dire? richiama un principio. Ma non è la Valle d'Aosta, la Sicilia è la Sicilia, qual era la cosa la più Valle d'Aosta è un'altra regione. Scusa, qual era la cosa Che più fa il semplice? sindaco? No, dico, io sono favorevole al terzo mandato. Da sindaco dico che non avrei fatto quello che ha fatto Leonardo, questo lo dico in premessa perché comunque è veramente un po' spinta come operazione, tant'è vero che in Sicilia è stato l'unico a farlo. Sì, perché Ma noi la ne co- abbiamo parlato, e ce n'erano ce ne almeno sono 4-5 e ce ne che sono, erano ce nelle ne sono stesse più di posizioni. 4-5. Iniziali erano 7. Sette, Non l'ha ecco, fatta adesso- perché sapeva di avere la copertura. ma un'operazione, la cosa più semplice Giuridica, da fare. assolutamente sì, l'ho fatto No, perché no, la del signor cosa... San Martino, del signor San Martino. La cosa più semplice assolutamente. da Sapevo fare di avere la era copertura una. giuridica dell'avvocato Rocco Todero, Ismaele. Sindaco, scusa, mi perdoni, Prego. noi ti abbiamo ascoltato. La cosa più semplice da fare era una, cioè uniformare la norma regionale a quella nazionale e non ci sarebbe stato perché nessun assolutamente caso. sì. l'hanno No, voluta. no, il presidente Calvagno l'ha portata. Aspetta, Poi il precisa Parlamento, una cosa. il Parlamento Parliamo di cose, se no ci No, confondiamo. no, infatti La sto legge è dicendo. stata votata, La quello legge- che dice Burgio che dice è stata fatta poi dalla Corte Costituzionale, è stato deciso che invece nel resto d'Italia si poteva comunque votare Per in la Valle Per d'Aosta. la Valle d'Aosta si poteva comunque votare e quindi andare al terzo mandato. Noi, in virtù di un fatto nuovo e quindi di questo, Riportiamo. lo abbiamo Esatto. riportato in aula e E l'Aula l'Aula- si è determinata l'Aula si in è maniera determinata. contraria perché noi non siamo la Valle d'Aosta. Posso Questo è il dire una punto. cosa però? Prego, sindaco. Voi sapete che c'è il dossier numero 6 di marzo 2026 da parte del centro studi dell'Assemblea regionale siciliana, il presidente sono certo che lo conosce, gli altri deputati forse no, 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 che, io me lo degli altri. che affermano sicuramente con certezza, messa nero su bianco, in appena 11 pagine, che c'era una forte possibilità di incostituzionalità della norma. E quindi? È un documento ufficiale dell'Assemblea regionale Sì, siciliana. ma non cambia nulla, se E c'è la quindi- legge, cioè che quindi significa? il centro Un attimo, studi- il la centro- legge si rispetta, che c'è? Dico, il centro studi giuridicamente ha detto che c'è una possibilità. Il centro studi esprime un'opinione, una Perfetto. valutazione. E Legale, dopodiché legale. No, non è legale, non è legale. non c'è di legale, c'è soltanto l'Assemblea regionale siciliana che vota o non vota. Quindi se la legge che in tutta Italia è stata votata al Parlamento nazionale ed è applicata, che non vale per gli statuti speciali delle 5 regioni che hanno appunto, guarda caso, in virtù della Costituzione, sicuramente la Sicilia, in virtù della Costituzione hanno potestà legislativa in materia elettorale, quindi su questa cosa non c'è nulla da dire, non lo può dire nessun giudice della Corte Costituzionale, quello che è giusto e quello che è sbagliato. Deve essere la regione siciliana che deve decidere, a meno che non c'è un ricorso sulla regione siciliana, tu fai un ricorso al Presidente dell'Assemblea e questo ricorso ci dice Se la legge fosse l'Assemblea stata regionale votata, sì. Ascolta, e infatti siccome Invece la è stata regione- abrogata, ma siccome quindi la non si dà la regione possibilità di quindi, arrivare. e quindi tu hai la determinazione chiara del popolo siciliano che non vuole che tu faccia il sindaco. Assolutamente punto. no. Io E la qui tu devi determinazione accettare chiara che è della Corte così e se non Costituzionale. accetti che è così Io sei la anarchico sentenza della diversivo. Corte Costituzionale, onorevole. Ma chi se ne frega? Se la potestà Come- è legislativa come del avveniva- popolo siciliano non c'entra. Infatti in Sicilia, come avveniva nel 1800 col Marchese del Grillo, lei sostiene, io so io,
ma tiriamoci dietro tutte queste festività. Metto io, aspetta, mettiamo un po' di carne al fuoco in questa discussione. Non è che questo, diciamo, dico io, in Ma una, c'è una bella storia, no, c'è una aspetta, bella storia. lascia stare che non me ne frega Ma niente c'è di una Serra bella di Falco storia. e 5.000 Ma abitanti. c'è una Però bella- aspetta, ma c'è una torniamo bella alla storia, politica. Luca, c'è una bella Torniamo storia un che è attimo alla politica. Cioè, Leonardo Burgi è riuscito, e in questo è un grande, è riuscito a dimostrare che c'è un grande buco nel sistema. Cioè, Ora, dico ha io, fregato tutti con scaltrezza, furbizia. Ha fregato tutti. Ha fregato tutti. È stato furbissimo. Allora io dico, un sindaco che dovrebbe essere uno che rispetta la legge a prescindere che gli convenga o meno, e deve essere modello d'esempio non solo per la sua comunità ma per tutti. Una questo volta è un che tema fa questa etico. grande provocazione politica attimo, e questo è un tema etico. scopre questo buco, Allora. poi si dimette e là quello è gesto nobile. Se me lo È dice gesto un nobile, giudice, sì. ma assolutamente ma sì. finisce. Me lo deve Gli fai dire il così, giudice. lo devi dire il giudice. Se me lo dice il giudice, assolutamente Vabbè, sì. la Vardera Rispetto hai ragione tu, la Vardera hai ragione tu. immediatamente quello Qua che dobbiamo dice il dare ragione giudice. alla Vardera, è pazzesco. Allora, mettiamo un po' di carne al fuoco, perché ora, San Martino vale di più di un giudice. Bravo. ma scusa, ma ora voglio dire io, ma come avrebbe fatto a proteggerlo però in questo caso la Vardera? Diciamo, a proteggere Ma è questa chiaro, ma se non interviene il presidente della regione, evidentemente perché il presidente della regione non vuole fare uno sgarbo al vicepresidente della regione. Diciamoci le cose come stanno, perché qua le cose mi sembra di stare nell'iperuranio. Cioè, questa storia No, dimostra però che aspetta, questa la Vardera, un maggioranza attimo. è dilaniata No, al perché proprio qui il interno. prefetto dice proprio Poi questo in succedono questa queste lettera. cose. In questa lettera il prefetto dice adesso se ne occupi la regione. E quantomeno diciamo, deve esprimere un'opinione. Che deve esprimere diciamo, un'opinione. quantomeno, e poi dire, può essere che questo è. Ma lei ce lo vede Schifani che in questo momento di estrema con tutti i dossier aperti, con un centrodestra che sta implodendo, di occuparsi con tutto il rispetto di Serra di Falco? Il presidente Schifani procrastinerà, dirà poi si vede. E qua il vero tema sapete qual è? Che il comunicatore sono io, quello che comunica. Il migliore, quello che ha fatto la norma, che ha dimostrato che è possibile fare votare una roba che non esiste, e poi abbiamo un sindaco del Sole palesemente che sta lì come se nulla fosse. Però ora posso dire una cosa, dico ora. C'è stata una riunione del centrodestra, perché è uscita fuori da lì, l'ho detto in premessa questa storia. C'è stata una riunione, diciamo, un vertice del centrodestra, convocato da Minardo, che è il nuovo coordinatore di Forza Italia, quindi il partito del presidente. In mezzo a un sacco di problemi, come diceva la Vardera, elezioni perse, alleanze che si stanno rompendo, guai giudiziari, eccetera, eccetera. C'è stato il Movimento per l'Autonomia che alza il dito, scusate, c'è un problema a Serra di Falco. C'è un problema a Serra di Falco. Ora dico, Che ha può l'assessore essere agli enti locali, l'MPA però. che ha l'assessore appunto agli enti locali che potrebbe intervenire. Si direbbe parri misogina interni minora. Tutta una cosa politicamente Parri questo- misogina interni minora. Politicamente diciamo che viene utilizzato il sindaco di Serra di Falco per una lotta del quartierino catanese, diciamolo, perché questa è la verità. Giudice, hai visto? Diciamo, Piano mettiamo le piano cose in ci maniera stiamo chiara, arrivando. dai. Non è che glielo possiamo fare il gol a portavoto solo alla Vardera, qualcuno pure io voglio fare, perché le cose le sappiamo. Giusto Ismaele, no? Assolutamente. Ma infatti il sindaco Verrino, posso dire la battuta Non c'entra concettuale, nulla il vero Leonardo, figlio- dai. Assolutamente sì. D'Agostino. Stiamo dicendo tutti la stessa Tutti cosa. la stessa cosa. Quindi non è che Il c'è problema- non il c'è problema una non è voce Leonardo Burgi, sì. all'unanimità. ma qui non Detto in c'è, modo qui non c'è, diverso. qui non c'è un problema, non ci si può dividere sulla legge. La legge è chiara, purtroppo è chiara. Io avrei fatto come Burgio, mi sarei candidato, avrei dimostrato che non funziona niente in questa regione siciliana, che lo Stato in tutte le sue articolazioni, non solo regionali ma anche statali, non funziona. E avrei creato questo paradosso che probabilmente sarebbe stato anche più che sufficiente per aprire il problema anche in assemblea regionale. Ovviamente da uomo di legge, da uomo rispettoso della legge mi sarei dimesso. Lui non lo fa, ognuno Allora, rimane con la Burgio, sua a vergogna. lei l'ultima parola. Voglio fare un passaggio. Se io mi dimettessi domani, Ti sino faremo alle prossime elezioni,
facciamo un saremmo applauso. commissariati. Ti facciamo Saremmo un applauso. commissariati. Sì, ma intanto ti facciamo un applauso. Sì, io la ringrazio. L'applauso me lo faccia qualche giorno prima delle elezioni, in modo che io non lascio il paese sotto commissariamento. Perché No, ma se dai, lasciamo ma commissariati aspettiamolo, gli ma enti... sì, ma perché invece ci teniamo un sindaco abusivo? Ma meglio il commissario, no? Ah, Scusa. certo, come la Camera di Commercio di Catania, meglio il commissario da 3 insomma, anni, assolutamente sì. Ma non è abusivo. Assolutamente Ma non è sì. abusivo. No, non è abusivo, ma è Guarda che meglio, escono ma è qua, meglio che escono Sedute di stile, Piano piano clamorose. escono. La Barbera, c'hai ragione sempre Piano tu. piano Allora, escono. era il titolo della barzelletta. Io dare ragione alla C'era Barbera una non è possibile. È una barzelletta, c'è una trasmissione televisiva a Catania in cui c'è Galbagno, lo giudice, la Vardera e D'Agostino che sono d'accordo e anche Di Paola contro San Martino. È una barzelletta San Martino. Barzelletta di che? Ma aspetta che interviene il Si è Presidente. considerato che l'onorevole Lavardera secondo me è bravissimo ed è un grande comunicatore come complimento. Noi non siamo contro nessuno, siamo contro un principio, il principio che vede il voto dell'Assemblea regionale 2 volte in 3 mesi contro l'elezione dei sindaci che abbiano una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Poi che si chiami il sindaco Burgio piuttosto che Rossi, a noi non interessa neanche di quale comune, è il principio. Punto. Si è andata avanti, ora così come abbiamo riportato prima l'esempio della casa abusiva, c'è sta casa, bisogna capire cosa fare di questa casa, se abbatterla o meno, ma non siamo contro nessuno. Consentimi Prego, una battuta Lavardera. all'amico Gaetano, presidente Galbagno, che insomma più tu mi dici che sono comunicatore, più il movimento prende punti. Oggi è il primo Ma partito secondo secondo ma i già terzi sei al sondaggi, 20 quindi ti stamattina. ringrazio. Ora vediamo Ti anche il ringrazio, sondaggio. continua Ora vediamo così. anche il sondaggio. Ma sei un grande. Ora vediamo anche il sondaggio. Ma io Allora, ci sto facendo anche un pensierino, è che non mi puoi prendere perché purtroppo Vieni, capisci vieni. bene che sono. A me mesi fa mi aveva proposto la tessera, poi non l'hai fatto più, vedi? quello è il 07. Allora, chiudiamo la Snobba, parentesi ormai Serra di snobba Falco, così l'Italia, liberiamo anche il sindaco Burgio. Allora, sindaco, ha detto tutto quello che doveva dire? No, assolutamente, è stato un piacere intanto essere ospite, tra altre cose un nano della politica con questi giganti, è normale che non posso che ringraziare. Ma ci prendi anche in giro, no? Mi creda, onorevole, quello che avevo da dirle nella faccia gliel'ho detto, giusto? Quindi non mi sembra che io mi possa nascondere dietro a passaggi, invece glielo dico in questa maniera con affetto e stima. Ora scherziamo e scherziamo. Appena ti dimetti, me lo dici che io vengo da te e ti stringo la mano. Allora, a Serra di Falco. Io mi dimetterò se un giudice deciderà questo, però le chiedo una decide un cortesia. giudice non vengo. Però le chiedo una cortesia. Se decide un giudice non Se vengo. invece un giudice dovesse Ma non darci vengo, infatti ragione, non vengo. però le chiedo una cortesia, se invece un giudice dovesse darci ragione, lei può venirmi ugualmente a stringermi la Ma mano? no, riconoscerò Grazie. che siamo in un sistema No, malato. poi si aprirebbe un altro problema, che il voto dell'Assemblea regionale siciliana dinanzi a una sentenza della Corte Costituzionale non vale niente. Quindi sarà questo mai sarebbe così. eventualmente il tema, infatti per è essere proprio chiari. E vedremo. Vedremo cosa succederà. Allora ringrazio Leonardo Burgio, Grazie a sindaco voi. di Serra Grazie di a Falco, voi. che ha Grazie. raccontato la sua storia, è il Lupin, l'abbiamo chiamato, delle istituzioni. No, io sono stato vittima dei Lupin purtroppo. Vittima del Lupin, è giusto, va bene così. Allora, grazie Burgio, buon lavoro per quello che... Dico, però tutta questa storia, diciamo, io da cittadino ovviamente non posso che diciamo, in qualche modo indignarmi per il funzionamento delle istituzioni. Ora voi siete chiaro. al servizio delle istituzioni da uomini politici. Però non confondiamo gli organismi che devono fare le leggi, gli organismi che devono vigilare, gli Esatto. organismi che devono fare altro. Qui manca certamente Noi ci siamo l'organismo. pronunciati. Qua manca certamente Però sai che l'organismo che non è doveva male vigilare. che noi in diciamo, assemblea regionale qualcosa la diciamo sull'argomento. Dobbiamo dico, qui non ha ribadire. vigilato. Come si fa a proclamare un sindaco che evidentemente va contro la legge in vigore? Poi magari domani cambia la legge e lui si Una ricandida. disattenzione generale. Ma come disattenzione dice è la troppo Barbera. generoso però. La disattenzione è troppo. Chi è come quello? dice la Vabbè, Barbera. Il sindaco di Bronte. Ah, il sindaco di Bronte. Grande. Il sindaco di Perché Gullotta, siamo eccolo qui. qua. In questo momento c'è la scuola di formazione politica dei neoeletti del movimento controcorrente, da tutta la Sicilia a Bronte, il sindaco di Agrigento eccetera. Proprio perché noi siamo dei bravi comunicatori, ci formiamo. Bravo. Ma ci vai quest'anno alla sagra del pistacchio? Perché se ci vai, massima diffusione, ha una vita che sei contro le sagre, stai diventando come gli altri, stai Io non attento. sono contro le sagre.
sagre. Come Io sono no? contro il dilapidare i soldi pubblici. Ascolta, te lo spiego, Presidente. Adesso si chiamerà FIT questa la mancetta. Promozione del PISA. Prego. Se te lo spiego con E poi grande andiamo in chiarezza, pubblicità. non sono contrario alle sagre pure, io sono contrario al presupposto che un singolo deputato possa decidere quale paese deve vivere e quale paese debba morire, alla decisione che quel singolo monumento vada a un sindaco sì e altri 10 no. Se noi distribuiamo equamente per i 390 comuni con una legge che ha voluto un signore che si chiama Piersanti Mattarella, la distribuzione equa in tutta la Sicilia. Io non sono contro le sagre, io sono contro quei paesi che decidono di morire e i paesi che non sono amici dei vostri sindaci che decidono di vivere. Però Allora, fermi tutti. No, ma un attimo, devo andare in pubblicità. Resta. Massima diffusione della pubblicità. Mi raccomando. Poi parla lo giudice, insomma, tutti voi. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, faccio parlare un attimo Danilo Lo Giudice che voleva aggiungere qualcosa sulla discussione di prima, perché eravamo già entrati nella questione. No, sulla discussione questa che faceva Ismaele rispetto a Mancetta su questo tema, però dico bisogna essere oggettivi e aggiungerei io anche obiettivi. Ismaele contesta il metodo e anche lì possiamo discutere se è un metodo giusto e sbagliato, ma Ismaele ricorderà che anche lui, quando era per esempio con noi in Sud Chiama Nord, ha deciso di dare contributi ad associazioni, adesso io non mi ricordo, anche lì vale lo stesso principio, non c'è un'associazione che può essere più o meno meritoria, un comune che può essere più o meno meritorio, il principio a mio avviso deve valere per tutti e quindi deve essere da questo punto di vista una regola che vale per tutti, perché non è che le associazioni dell'onorevole Lavardera sono più belle di quelle che può proporre l'onorevole D'Agostino. Posso dire una cosa che va, è un tema spezzo una lancia a favore del lavoro che ha fatto l'Assemblea e di tutti i comuni. Il governo, l'amministrazione regionale nelle varie articolazioni. Siccome l'onorevole giudice mi ha citato in capo, se mi dà la possibilità. Prego. Il semplice fatto che io non ho mai utilizzato un euro dei soldi dei siciliani per fare sagre e manifestazioni, non per singoli paesi. Comprare un pulmino per i disabili. Non va bene. No, però posso parlare. Comprare un pulmino per i disabili per cose che sono assolutamente inattaccabili. O dare dei soldi a Biagio Conte, con tutto rispetto, dico, per me è distintivo. È distintivo e sono d'accordo con te. Tu hai contestato, aspetta, non entrare nel merito di cosa hai fatto tu e cosa hanno fatto gli altri. Aspetta, tu però, ma scusami, anche sul merito, tu gli devi chiedere perché a Cefalù sì, a Paternò no. Intanto, io voglio il pulmino per disabili a Paternò, perché no a Paternò? Gaetano, su una cosa ci dobbiamo i suoi comuni sono buoni, i miei comuni sono brutti. Ismaele contesta il metodo prima di ogni cosa. Entriamo nel merito. Se contesti il metodo non devi utilizzare tu, perché se tu contesti un metodo e poi lo utilizzi sei non controcorrente, sei in contrapposizione a te stesso. Io ti ricordo, non funziona per Ismaele, per me, per te, per nessuno. Danilo, e lo ricordo a tutti i telespettatori, che sono stato l'unico deputato, a avere detto di no alla quota territoriale. Dopo Ismaele eri in vacanza, eri in viaggio di nozze, non è vero, eri in viaggio di nozze, sei arrivato a votare il voto finale. No, questa è la verità, eri in viaggio di nozze. Però va bene, se poi te la facciamo passare. C'è stata la finanziaria. Fatemi salutare un attimo perché credo che l'abbiamo sistemato. Il nostro Antonio Condorelli, ciao Antonio, benvenuto. Luca, situazione incandescente, avrei qualcosa da dire anche sulla questione della candidatura. È un po' come l'emendamento fake questa situazione della candidatura, perché guardate che quella di Burgio? Certo, perché dal punto di vista formale, guardate che c'è un viceprefetto che ha accettato la candidatura. Il dato invece che emerge, che secondo me è preoccupante e non riguarda Burgio, è il numero degli elettori emigrati, quindi iscritti all'AIRE, che non stanno più a Serra di Falco. Cioè il numero degli elettori che sono andati fuori è quasi superiore a quelli che hanno votato. E la legge è stata applicata correttamente. Ora il dato che emerge drammatico è quello che davanti a queste discussioni mancano le risposte a questi cittadini che non ci sono più.
che non votano più. Allora la domanda che spacca subito il dibattito è: esiste in questo momento una calendarizzazione delle riforme che servono ai cittadini da ora all'estate, oppure continuano le ferie che già da 2 mesi tra litigi, voto segreto, c'è anche una bella proposta di Galvagno che è stata bocciata, maggioranza spaccata, riunione negli alberghi di lusso e non c'è nessuna risposta? Qual è la calendarizzazione? Quale riforma sarà applicata fra 7 giorni? Quale fra 15 giorni? Oppure si continua con le ferie e i litigi e le spartizioni? Mentre ci sono gli arresti, in corso. Spartizioni, queste di cui insomma, niente, sì, però non c'è più niente, dice Galvagno, non c'è più Non c'è più dove spartire. Allora, qual è il programma di questa maggioranza? Prego. Allora, restiamo, non so, Il programma Presidente della Galvagno. maggioranza non lo stabilisce il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Dico, Che voi sappiate, se voi siete quello è un altro informati. gol. Si fa una conferenza dei capigruppo insieme al governo e da lì si stabilisce il calendario dei lavori. È stato detto più volte, ampiamente dimostrato, che il Presidente dell'Assemblea è sempre pronto ad accogliere dei disegni di legge. Ed è verissimo. E questo Però, l'abbiamo fatto. Ma siamo Presidente, tuttora lei è a pronti. conoscenza di un programma di questa maggioranza? Sì, il programma, Qual è? per quello che so io dalle interlocuzioni che ho con il governo, è relativo ad oggi rispetto all'immissione di circa 550-600 milioni di euro con delle variazioni di bilancio che mi auguro possono essere veramente concordate con tutte le opposizioni, perché sarebbe un peccato che per logiche similari a quelle accadute durante le amministrative appena passate ci possano essere dei contrasti tali da non mettere queste risorse nel territorio su dei temi assolutamente importanti che per me riguardano, ma non sono un organo monocratico. Io faccio parte, sono il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana che comunque vota insieme agli altri colleghi deputati. Ci sono moltissimi problemi con gli Asacom e dobbiamo dotarli prima della fine dell'estate, perché sennò a settembre l'onorevole D'Agostino, che è molto attento a questo tema, sa di che stiamo parlando. C'è il problema degli extracosti, c'è il problema del fondo delle autonomie locali. Cerchiamo di avere fiducia nelle istituzioni, nei comuni e dargli la possibilità di poter fare una programmazione seria. Questo è il mio punto di vista. Poi quello che accadrà durante le variazioni di bilancio certamente non lo so. Dottore Condorelli, sappia che questa maggioranza non ha fatto una sola riforma che i siciliani ricorderanno. Dovevano fare la riforma del consorzio di bonifico, è stata bocciata. L'ho detto non è stato anche io. fatto nulla di quello che non è stato dato nulla di quello che è stato Sta parlato. dicendo su delle riforme. Ci sarà un problema, cioè sulle macro riforme ci sarà un problema Allora. dell'impalcatura di questa maggioranza che, come dice Lombardo, è un'ex maggioranza. Ora questo è il vero tema. Noi con il Movimento 5 Stelle e con i colleghi Ma Lombardo del però che parla e abbiamo dice ex l'obbligo di creare maggioranza, dice non fa un'alternativa. parte... No, ma questo- Lombardo si è preso un altro assessore. Lombardo si è preso un altro assessore. Ma E sì, poi ma questa... Allora, ma aggiungo un po' di sale, diciamo, a questa discussione, perché faccio vedere... Un po' di pepe, un po' di pepe. Sale, va bene il sale, La va rende più saporita. la rende più Va, saporita, la rende più saporita. saporita. Sale e pepe, guarda, sale e pepe, non badiamo, aspetta. Dice che vuole far aumentare la pressione. Allora, no, diciamo, aggiungo un po' di spunti di riflessione, diciamo così. Allora, oggi che il quotidiano della Repubblica ha pubblicato questo sondaggio, commissionato, realizzato da Keix, che è un istituto siciliano, che recita così: la domanda è le prossime regionali, quale sarà il candidato presidente? Voi lo continuate ad attaccare, però qui ed è con noi qui Ismaele Lavardera con il 23 Ma chi è che l'ha attaccato? che dice buon comunicatore, non è bravo comunicatore. Ma io vorrei avere le sue competenze da comunicatore, è un gigante, un mostro, è bravissimo a livello di comunicazione. Sì. Vediamo il sondaggio? Vediamo il sondaggio, rivediamo il sondaggio. Allora, Lavardera 23-25%, poi c'è Cateno De Luca che si sta facendo vedere. C'è, a sorpresa, devo dire io, perché lo attaccate tutti, ma lui è sempre là, 16-18%, Renato Schifani. Subito dopo c'è un altro qui presente, che è Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle, con tra una forbice che va dal 9, sempre secondo questo sondaggio, dal 9 all'11%. C'è il presidente della CGIL siciliana, Mannino, con una forbice che va tra il 5 e il 6%, così come il candidato, così come l'europarlamentare Antoci del Movimento 5 Stelle. Poi c'è Mulè, il vicepresidente della Camera di Forza Italia, e in fondo c'è Cracolici, che è il presidente della Commissione regionale antimafia, e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno con un 3/4%. Siamo ancora
ancora vivi. C'è una notizia che- Però mi sembra basso questo C'è una dato, notizia ma che non il cambia mio, gli quello della equilibri. Vardera. 23-25 secondo me è Vabbè, poco. 50 già. Luca, c'è una notizia che cambia gli equilibri. Prego, Antonio. Anche sulla base di questo sondaggio, ieri ho intervistato Di Paola. Allora, Che è la qua? notizia è questa, tra l'altro una notizia online. La notizia è questa, che Di Paola sarebbe disposto e sta riflettendo sulla possibilità che lui vada in tandem con Ismaele Lavardera. In tandem cosa vuol dire? Potrebbe essere il candidato Di Paola, potrebbe essere il candidato Lavardera, ma diciamo tra di loro c'è una certa sinergia che dentro il campo largo può spostare qualche equilibrio. Di Paola può spiegarci bene Possiamo questa prendere un cosa? triciclo se vuoi. Cioè, ci anche mette- il Il triciclo. anche il PD. Ma a Pappagallo gliel'hanno detto? Tandem. Solo Cos'è mettono questo dietro, nel tandem? triciclo se lo mettono dietro. No, allora, Prego. Sentiamo qualche Di giorno, qualche giorno fa il collega Lavardera ha lanciato sui giornali una proposta, cioè ha detto perché non andare come campo alternativo in giro per la Sicilia e provare a raccontare le riforme che si vogliono fare, cioè Ok. in qualche modo si veicola ai cittadini siciliani che c'è un'alternativa legittima ovviamente, che vuole fare qualcosa di diverso a proposito delle riforme. E io ho risposto al collega Ismaele, forse sono stato l'unico del campo alternativo, dico ma partiamo già dalla prossima settimana, andiamo in giro per la Sicilia, incontriamo i cittadini così come facciamo durante le campagne elettorali delle amministrative e continuiamo a raccontare quello che oggi Schifani non sta facendo, ma cosa vogliamo fare effettivamente per la Sicilia. la Vardera, che voi la fate normalmente come Movimento 5 Stelle questa storia. Ma perché, a mio modo di vedere, noi è da 15 anni che siamo sul panorama regionale e nazionale, non abbiamo mai governato la Sicilia e per governare la Sicilia c'è bisogno di unire. Non è solo una forza politica, e lo ha dimostrato anche il Movimento 5 Stelle, purtroppo, non è solo una forza politica che può governare la Sicilia, ma è un'unione di forze politiche, di pensieri anche che possono essere differenti, ma che poi con una sintesi si riesce poi a portare avanti, perché è chiaro che il campo alternativo, come io mi auguro andrà al governo per le prossime regionali, non deve fare lo stesso errore del centrodestra, perché poi quando si va al governo si devono fare le riforme e per fare le riforme bisogna fare sintesi, questo è chiaro. C'è una rossa, veramente, non serve. Ma che sono, è bello per parlare, ma che sono io queste dico, io riforme? non lo so. Io non l'ho mai capito che sono le le riforme. Sembra che appena un governo riforme, vince le è elezioni una delle e un riforme- Parlamento, aspetta, non c'ho. E un Parlamento si insedia, la prima cosa che deve fare è la riforma. Ma riforme Dico, Le riforme è servono un sulla segno di sanità, diritto. sulla sanità Ma serve una dai, riforma, ma finiamo Nico. da Lo sai pure tu. Parliamo di Perché riforme, cose così. sulla Come sanità se serve una fosse- riforma. Ma pensiamo, continuate così. Non fate riforme che noi va Sì, bene le uguale. riforme, le Noi riforme. dobbiamo fare esattamente il contrario di quello che state facendo. ascoltatemi, voi. questo- È questo- perfetto. Allora, io posso dire una cosa, le riforme, però dico, al di là delle riforme, c'è qua un presidente che però, devo dire, diamo gli atti. Però non gli hai chiesto a Ismaele se effettivamente vuole partire. Io mi sono reso disponibile. Io non Noi lo so. siamo avanti, Io come già ho volevo dire, preso, noi abbiamo io prossima noi- settimana già abbiamo organizzato. Ismaele, Prima Nuccio, tappa che vanno in Agrigento, vacanza insieme, Ismaele, che fanno? Io non l'ho capito, però. straordinario. Ismaele, giusto per saperlo, noi abbiamo completato il giro, stamattina abbiamo fatto Catania, pomeriggio Cateno e a Ragusa e a Siracusa. Ma da soli, le da 9 soli, province da le soli abbiamo non si fatte. va lontano. Voi da soli non si va lontano. Si è più veloce, ma non si va lontano. da Voi soli. prima secondo me, ma è un consiglio non richiesto come ama dire Cateno, prima secondo me di partire del giro in tandem o in ticket, vedete anche gli altri della coalizione. Ma perché- abbiamo chiesto a tutti, con tutto il campo perché se alternativo. partite in due magari gli L'appello, altri... l'appello. Voi fatevi, Ma poi Danilo, l'appello voi è stato fatevi i fatto vostri tutti. giri. che Sì, fate? noi abbiamo Giri completato, pensate. noi abbiamo completato. Allora, attrizziamo un po' questo. fatevi una chat Posso per i dire- fatti vostri e poi vi mettete d'accordo. Ora vogliamo, posso parlare No, ora posso io? dire una cosa? Io vorrei dare atto al presidente Galbagno di una cosa, che insomma questa assemblea regionale, diciamo, alla fine, diciamo, con tutte le critiche che hanno avuto, con tutte le cose, ha comunque chiuso l'esercizio, diciamo, non ha chiuso in questi anni in esercizio provvisorio, cioè ha chiuso il bilancio come si doveva realizzare a dicembre e non accadeva da anni, quindi insomma devo dire l'Aula l'ha fatta funzionare questo Abbiamo presidente. parlato solo di cose di piccioli, di finanziarie, punto. Poi non abbiamo fatto altro. Che non è poco. Che non è comunque. poco però, perché diciamo da lì partono poi le famose riforme, Però cioè, la senza regione soldi, che immagina senza il soldi. candidato presidente della regione Lavardera è un'assemblea che immagina il candidato Lavardera, non è un'assemblea che si occupi soltanto di fare finanziari e assestamenti di bilancio.
cose legittime, si occupi di riforme sanitarie straordinarie, si occupi di fare infrastrutture adeguate. Schifani è commissario all'acqua, alle autostrade, ai rifiuti, di questa commissariamento speciale, è commissario pure il Rex a PIC. Allora, di questi commissariamenti questa straordinarietà non l'abbiamo vista, quindi questo è il tema vero. Allora no, intanto mi fa piacere che tu l'abbia ricordato, perché vedi, seppur dovrebbe essere la normalità il fatto di approvare le leggi di stabilità entro il 31/12, purtroppo non accadeva da oltre 40 anni per 4 esercizi differenti. E devo però dire, perché non è un merito mio, così come le cose quando vanno male i problemi sono divisi, anche quando vanno bene i meriti sono divisi, e questo è stato fatto grazie certamente ad un'intesa, un dialogo molto costante e che purtroppo non si vede, perché vedi, c'è un lavoro di retrobottega che viene fatto sia nelle commissioni ma anche fuori dall'aula, che non è indifferente e secondario per poi arrivare a quel punto di caduta che ha permesso appunto sia l'Assemblea regionale siciliana ma anche tutti gli enti locali, tutti i teatri, tutti coloro volessero poter organizzare e programmare le risorse, sostanzialmente andare avanti con una certezza di un bilancio. Quindi io do merito e ringrazio anzi tutte le opposizioni che sono state sempre molto collaborative. C'è anche da dire che probabilmente se ci fosse stata una maggioranza ancora più forte, talvolta determinati spazi, ce lo siamo detti più volte e saremmo disonesti a non dirlo, magari sarebbero stati limitati. Però io mi auguro che il dialogo sia sempre il punto centrante e fondante dell'Assemblea. Un attimo, una cosa. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, c'è stato qui Miccichè che insomma ha parlato di un'assemblea, anzi di un presidente che ha alimentato una coalizione di odiatori. Abbiamo ricordato durante la trasmissione l'ex presidente dell'assemblea regionale Miccichè ha parlato di Schifani, del presidente della regione, diciamo, additandolo, diciamo, accusandolo del fatto che ha alimentato una coalizione di odiatori, perché tutti si odiano con tutti, soprattutto nella maggioranza. Devo dire, Presidente Galvagno, che lo abbiamo ricordato qui sabato scorso, che lei aveva mandato durante una delle tante votazioni un messaggio a tutti, dice attenzione, c'è un clima d'odio in questa, l'abbiamo ricordato, no Antonio? L'abbiamo svelato noi in tempo reale. In tempo reale, però il sabato scorso l'abbiamo ricordato, diciamo, in occasione appunto di questo dibattito appunto sull'odio all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Il Presidente qui, diciamo, forse per primo ha capito, insomma, che bisognava smussare un po', diciamo, le spigolature di queste forze politiche, di questi rappresentanti dell'Assemblea regionale siciliana, no Presidente? Quel messaggio che ha fatto tanto scalpore, che fu un messaggio mandato credo alle 4 e mezza di notte. Di notte, sì, di notte. Dove c'era stata un'aula molto lunga, un'aula fiume, e tanto lavoro fatto al di fuori dall'aula per le interlocuzioni, per, tra l'altro, in maniera secondo me talvolta folle, utilizzare un criterio che ha levato tanti ordinamentali che secondo me potevano essere assolutamente votati, perché poi purtroppo non si ha il coraggio talvolta delle scelte e dire no, queste cose vanno salvaguardate al netto di quel criterio che noi ci siamo detti, gli ordinamentali no, invece quelli di natura economica. Cioè significa la spesa è ci sono degli emendamenti di spesa, il rifacimento di una piazza, dei soldi dati per dei lavoratori, delle categorie. Gli ordinamentali invece sono degli emendamenti che servono a stabilire eventualmente dei criteri, non necessariamente con un effetto di spesa. Quindi sostanzialmente un criterio che può essere utilizzato appunto in materia di edilizia, anche se in finanziaria noi solitamente non ne facciamo, sono sostanzialmente delle leggi che non hanno effetti di spesa. Quel messaggio che io mandai, dove utilizzai quella frase che venne secondo me riportata in maniera tendenziosa da alcuni, dove nessuno si porta niente a casa. Ma cosa vuol dire nessuno si porta niente a casa? Un deputato che viene eletto all'interno di un territorio è chiaro che vuole rivendicare la propria azione politica all'interno del territorio sia provinciale che regionale. Quindi quando ci sono 50, 60, 70 leggi sostanzialmente che vanno avanti e magari delle proposte qualificanti, l'onorevole Caronia aveva proposto l'accesso ai disabili nei porti, se non ricordo male una norma del genere, l'onorevole Lantieri aveva proposto quello dell'endometriosi che l'onorevole D'Agostino sarebbe in grado di migliorare ancora di più perché ha piena contezza della materia.
Quando quelle norme sono state tirate fuori e non le hanno potute portare a casa in questo senso, non certamente perché si portassero il bottino che cos'è? Il risultato politico rispetto a un'azione che dura mesi, perché purtroppo noi non siamo bravi a comunicare e spiegare che l'iter di un processo normativo è molto lungo, perché prima viene depositata la legge, poi va in commissione di merito, poi va in aula, e non sempre quello che viene votato in commissione di merito poi viene, Però come dire, votata anche in aula. Quindi noi siamo assolutamente felici che quelle norme passarono. Sono dispiaciuto che quel clima d'odio, che sembravo io essere un eretico, essere un pazzo, invece era semplicemente un sentimento che io ho avvertito forse prima degli altri. c'è ancora. Però il clima d'odio perché il clima d'odio viene creato dal presidente Schifani, perché tu hai detto benissimo, Nicola D'Agostino ha competenze importanti sul campo della sanità. Perché il presidente della regione ha indicato Marcello Caruso e non Nicola D'Agostino assessore alla sanità? Questo, no, ma è questo che crea, è questo che crea il clima d'odio, è questo che poi fa sì che i vari l'assessore alla sanità D'Agostino. Ma a me mi prendi? Guarda questa tessera. Ma guarda che posso fare da te? Ti guido la macchina. Allora io posso però ha messo Non vuoi, sei troppo posso- i vari soggetti, i vari protagonisti del centrodestra sono stati messi gli uni contro gli altri dal presidente Schifani, che oggi, da quello che ho capito, servita su un piatto d'argento l'onorevole presidente Calvaghi, che mi fa battute così, poi lo potremmo organizzare una serata insieme in discoteca. Ma io non lo rivendico quel mondo, non lo rivendico. Ho detto che il mondo delle serate a me, nonostante vengo da... Mio padre era medico, mia madre è agente generale di un'agenzia assicurativa, per me sono stati strumento di grande aggregazione, mi sono serviti anche, non ho difficoltà a dirli, per mantenermi gli studi. Io ho fatto anche il cameriere a Taormina per il ristorante che avevo insieme ad altri amici, non è che io sono che mi vergogno. Ho detto però che, così come ti dico che secondo me sei un grande comunicatore, fortunatamente non mi sono trovato a camminare con la telecamera nascosta, perché quella è una cosa che secondo me è indegna, ma te l'ho detto apertamente, questa è una questione a parte, ma non ho vergogna delle serate. Messa qui, non ho vergogna questa delle telecamera serate. che dici tu, grazie a un film, è stato arrestato un boss della mafia, grazie a quella telecamera nascosta sì, messa qui. ma in tutti i Quindi casi tu quello dici è che servito vergogna. per il boss della mafia. No. Tu stai che sei un bravo comunicatore, stai andando a dire la cosa del boss della mafia, sei un boss mito. della mafia, hai fatto arrestare un Hai boss della fatto mafia. bene, se hai fatto questo hai fatto bene, Dici tutte che le ti fa altre schifo. volte meno bene Questo ho fatto secondo con la me. telecamera nascosta. Allora, Ismaele, però lo giudice. io non voglio, è Un una attimo Antonio, sicuramente quello che ha fatto Ismaele in questo caso con la telecamera nascosta o in altre cose è meritorio e tutti gliene diamo atto, non c'è destra e sinistra che tenga rispetto a questi aspetti, però consentimi di dire che la pubblica amministrazione e l'amministrazione comunale, regionale, hanno bisogno di altri elementi, Ismaele, ma lo dico con la serenità di chi da 20 anni fa amministrazione e pensa e crede che per candidarsi alla presidenza della regione ovviamente ci voglia non solo questo, ripeto, essere contro la mafia è un elemento... aspetta, fammi finire Ismaele, per favore, perdonami, con grande serenità lo dico. Fare amministrazione è una cosa seria, dire che la mafia fa schifo è una cosa che riguarda tutti e di cui tutti siamo contenti e consapevoli, però io credo e penso che non si può, la butto sulla metafora, pensare di fare il professore universitario se prima non si fanno le superiori, perché se non fai le superiori difficilmente riuscirai da professore universitario a dare degli insegnamenti però importanti. lì si entra per concorso. Guarda, Facciamo il giudice, concorso e pure quindi per... sempre col Allora facciamo il concorso col pure garbo della tua risposta. Io volevo completare un ragionamento perché se no l'ha toccata piano. Che è successo? Devi rispondere perché non ti ha fatto fare l'assessore alla sanità. Ho risposto 2 settimane fa, basta. Avanti. Andiamo in pubblicità. Col garbo della... No, un attimo, dobbiamo andare in pubblicità. Un attimo. E poi vi aggiungo altra, com'è? Pepe o sale? Un pizzino da catena un pezzo, un po' e un po'. Quanto basta? Vi aggiungo un altro elemento. Dopo la pubblicità. Ma quanto parlate dietro le quinte? Insomma, poi io vi devo registrare, faccio come la Mardera, vi registro di nascosto. Dove col fuori onda, massima diffusione, dov'è?
Dove è andato? Si è perso. Allora, Lavardera. Nicola D'Agostino, voleva aggiungere qualcosa al dibattito? No, io voleva parlare di cose vere. Visto che Non è da lei, ma infatti stavo non chiedendo è da se lei. poi vado via così, vi lascio Prego, libero. non è da lei, prego. Allora, io voglio dire questa cosa qua. Questo tormentone delle riforme è patetico e ridicolo. Le riforme, quali sono queste riforme da fare? Poi dice la riforma della Chiamiamola sanità. qualcosa da fare, No, qualcosa da- no, ma non è così, non cioè, funziona così. Perché la riforma della sanità che ha detto Lavardera, che cosa vuol dire riforma della sanità? no, te lo dico ha io detto pure. Nuccio. Cosa dobbiamo riformare, Nuccio? La Dobbiamo sanità. togliere le ASP. Te lo dico, è da vabbè, tempo che te lo vabbè, dico. Non è una cosa che facciamo Andiamo, in un giorno. andiamo. Quindi una riforma. Allora, pensiamo invece a fare la riforma delle liste d'attesa della sanità, che è la cosa più importante in questo momento, piuttosto che togliere le ASP. Togliamo le liste d'attesa, che si può fare se c'è la volontà di farlo veramente, non come abbiamo fatto nell'ultima finanziaria, dove abbiamo commesso errori pacchiani. Ed è lì che deve essere il vero confronto d'aula, dove non c'è maggioranza e opposizione. Le vogliamo tu lo sai togliere che su queste questo ci attese? siamo. Diamo i soldi a chi non alle aziende pubbliche che non lo sanno fare questo mestiere. Diamole alle aziende private che già paghiamo in maniera lauta, diamogli queste risorse e gli facciamo abbattere le liste d'attesa che in 6 mesi ce le abbattono, che non ci sembrerà neppure vero. Sai quale sarà il risultato? Ed è questo il grande pericolo del sistema sanitario regionale versus il sistema nazionale, che abbatteremmo la mobilità passiva, quindi quello che noi spendiamo di soldi per mandare i siciliani a curarsi fuori dalla Sicilia, ma ci di siete voi 300 al milioni. governo volevo regionale. assessore alla sanità, Ma io posso ma ci siete voi al governo regionale, non però. posso fare le proposte, faccio le Devi proposte. farlo, non mi devi fare. farlo. Non mi Ma fare. te lo organizziamo noi. Nel frattempo, Ma se no sembriamo alieni qua. nel frattempo abbiamo tanti di quelle cose, alcune le ha già accennate Gaetano, per cui ci siamo già battuti come coalizione centrodestra, anche come governo Schifani, e dobbiamo queste migliorarle, perché un tema che affligge le famiglie, a parte le riforme che non significano niente, sono i servizi di ASECOM che dobbiamo pagare per i disabili, nelle scuole, che lo Stato lo impone, che i comuni sono tormentati, qua abbiamo un sindaco e noi mettiamo risorse ridicole, questo dobbiamo fare. Poi ci sono Ma gli anche extra su costi, questo tu sai poi ci che c'è sono gli extra una costi. legge che potrebbe uniformare Abbiamo- tutto. Ma l'abbiamo già fatto, abbiamo già messo dei soldi, dobbiamo Non servono metterli solo i molti soldi. di più. Poi ci sono gli extra costi per la spazzatura. Noi esportiamo la nostra spazzatura fuori dalla Sicilia, E anche lì, e Nico, quei comuni che lo fanno, non sono tutti, la metà dei comuni, quindi c'è una metà privilegiata e una metà non privilegiata, fanno pagare ai propri cittadini una Tari esagerata. E qui la regione che ha le risorse, perché abbiamo le risorse, non abbiamo 600 milioni in questa variazione di bilancio, abbiamo molto di più, mettiamoci i soldi Questi per sono far quelli sì accertati. che questi ce ne sono di più accertati, facciamogli Però è riuscire anche vero al che- governo e Nico, mettiamole a disposizione. Scusa, fammi finire. Quando noi cominciamo a fare alcune di queste cose con serietà e noi ai cittadini gli diciamo la spazzatura, guarda che ti si abbassa del 20-30%, non che ti aumenta del 20-30%. Abbiamo fatto cose Però- serie, concrete, reali. Capisco che chi No, sta al sono state governo fatte. tende a fare queste cose, chi sta all'opposizione spera che il governo non faccia queste cose. Noi invece dobbiamo cercare di farle e questo lo Allora dico. Antonio, domanda secca. domanda gentile. secca. Sono C'è al governo stato- da 9 anni, da 9 C'è anni sono al stato un governo. vertice in un Cioè, noto parla da albergo voi, dall'opposizione, palermitano Sentiamo dove Montanelli. erano presenti gli esponenti del centrodestra che sono stati definiti, anzi autodefiniti, si sono autodefiniti irresponsabili. Cioè responsabili, non irresponsabili. Irresponsabili. Non era presente D'Agostino, era Io, una essere assenza prevista del gruppo, oppure è stato gruppo escluso? di Gruppo di Forza Italia. No, il gruppo di Forza Italia, io l'ho spiegato, l'ho detto al capogruppo, l'ho detto a tutti, ho ancora in corso un problema personale importante, non potevo assentarmi, andare a Palermo per partecipare a questa riunione. Punto, è un fatto privato, non c'è niente di cui creare Allora, condizioni. Buoni. Piuttosto in quella Piuttosto, riunione va. sono state portate anche alcune delle mie idee, che sono le battaglie che conosciamo tra Asacom e Extracosti, ma anche dobbiamo metterci 300-400 milioni per finanziare la ZES, se vogliamo sviluppare gli investimenti Zone degli economiche imprenditori speciali. siciliani. Parlate, L'abbiamo non fatto parlate già, per acronimi, l'abbiamo se no già la fatto. gente non mi capisce. La ZES sono Zone economiche speciali. Ma possibile mai che D'Agostino parla da opposizione? Ma Io non ti parlo ascolto e d'opposizione, vedrò io di sto parlando- realizzarle io parlo da queste. maggioranza, Vedremo di quindi- realizzarle. In linea di massima le condividiamo Le condividiamo tutte. Attenzione, no, Nuccio, senza ironizzare. I 200 milioni li abbiamo già messi per le zone economiche speciali. Il Presidente della Regione ce li ha messi 200 milioni per l'anno 25. Ora dobbiamo metterli per il 26. avanti. E allora anziché
anziché parlare dei tormentoni, le riforme, cose teoriche, parliamo di queste cose pratiche, abbiamo le risorse e mettiamole a disposizione per cose serie, che si può fare, perché è una cosa che noi dobbiamo Ma è chiaro, fare. a fine legislatura non puoi ci- fare le riforme, le riforme verranno fatte alla prossima quindi legislatura. poi se ne parlerà. Però è chiaro che E sotto se questo tu parli profilo- da opposizione e sotto- devo iniziare a e parlare sotto- da possibile e governo. Sotto questo profilo il partito di Forza Italia ha una grande responsabilità, avendo il Presidente della Regione il bilancio, si deve prendere, come dire, in qualche modo questa responsabilità in mano e se la prenderà. E io sono certo che anche Minardo, che è il nuovo commissario, sta facendo un lavoro importante per creare le giuste motivazioni e fare sì che Forza Italia questa responsabilità la dimostri al tavolo Allora, io della faccio una coalizione domanda. e riesca a portare avanti su questo filo. Allora, io faccio una domanda, la faccio ad Antonio Condorelli questa domanda, perché voglio la riflessione di Antonio Condorelli. Antonio, oggi sul quotidiano La Sicilia ha parlato l'ex ministro Cardinale, che ancora sembra essere uno che tiene le fila di questa politica regionale. Abbiamo visto che è sempre in campo l'ex presidente Lombardo. Abbiamo visto altri più o meno quasi coetaneo di Totò Cardinale. Abbiamo visto quello che ha fatto Totò Cuffaro. Esatto. Ne possiamo aggiungere di questi tanti altri, ma possiamo sempre leggere e ascoltare le interviste di questi che sono come i dominus della politica siciliana. Allora, faccio a te la domanda, che sei intellettualmente onesto. Allora, dal punto di vista dopodiché pratico, vi voglio fanno bene i colleghi a rivolgersi a questi esponenti politici, perché effettivamente loro ancora oggi, dopo anni, dopo decenni, gestiscono le fila del governo della Sicilia, è la verità. Però c'è un altro aspetto che è quello che abbiamo letto nel sondaggio di Repubblica, che vede Ismaele Lavardera in testa. Il fatto che ci siano questi vertici di centrodestra, il fatto che parlino questi ex ministri, non vuol dire che queste persone stiano in questo momento amministrando realmente la Sicilia, perché c'è mai come oggi uno scollamento tra la classe politica e i bisogni della gente, tra ciò che i politici pensano che stanno facendo, che faranno, e tra ciò che invece la gente E allora vuole fermati lì un realmente. attimo, fermati Antonio, perché ancora non avete visto questo signore qui che vi facciamo vedere in questo servizio. Sta arrivando anche in Sicilia il generale. Signora von der Leyen, che onore averla qua. Non capita spesso vederla in quest'aula. Io sinceramente pensavo che fosse al telefono con Trump per decidere le sorti di questa guerra. Invece con Trump al telefono c'era Putin. Lei fino a oggi per questa guerra non ha fatto assolutamente niente. È il fenomeno del momento, protagonista di numerose ospitate in TV e tra i personaggi più condivisi sui social per le sue dichiarazioni forti che dividono l'opinione pubblica. Ma chi è Roberto Vannacci? Generale dell'esercito, diventa popolare 2 anni fa con il libro Il mondo al contrario, che lo porta al centro di una forte attenzione mediatica per le sue espressioni forti su omosessualità, immigrazione, femminismo e ambientalismo. Si candida con la Lega come indipendente alle europee 2024 e viene eletto. Ma il partito di Salvini, dopo meno di 2 anni, gli sta stretto. Chi ha votato ha scritto 563.000 volte Vannacci. E quando mi dicono che è il partito che mi ha portato i voti, dicono una balla. Spinto dalle sue idee e convinto della propria forza, fonda il Movimento Futuro Nazionale, che in pochissimo tempo prende consensi e conta ufficialmente 105.000 iscritti in tutta Italia, con ritmo di crescita di circa 2.500 nuovi tesserati a settimana a livello nazionale. In Sicilia ha ufficialmente superato i 5.000 iscritti. Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Vannacci si ha il merito di avere portato alla luce le ansie di una parte della popolazione che si sente trascurata dalla politica dei grandi partiti, calca troppo la mano su alcuni temi che sembrano più provocazioni, come la frase sul femminicidio. Confermo che a mio parere il femminicidio non esiste e non deve esistere ed è un'aberrazione giuridica, perché un reato non può essere più o meno grave a seconda del sesso, del colore della pelle, della religione o dell'orientamento sessuale di chi lo subisce o di chi lo commette. Spesso accusato di sessismo e poco rispetto per la figura femminile, eccolo lo scorso anno al punto in un battibecco con la deputata Musolino. Visto che lei non ha mai sollevato le natiche da una poltrona e non ha mai portato uno zaino, ci spiegherà più tardi qual è la differenza. La invito a moderare i suoi termini.
termini, Qual è la perché differenza noi il tra una sessismo e difesa il macismo europea e non un lo esercito accettiamo, non lo europeo? accettiamo come parlamentari italiani, Ma a non è maggior sessismo, ragione guardi, glielo avrei non detto l'accetto anche come se fosse siciliana. Vannacci piace per i toni diretti senza frasi in politichese e non piace per la rudezza dei suoi termini e la poca flessibilità su certi temi. Voterei Vannacci, vedendo il contesto politico che c'è adesso sicuramente sì, ma giusto per uscire da questo contesto di ipocrisia, di falsità e di tutte queste situazioni che giornalmente viviamo. Non condivido nulla delle idee che per me peraltro sono tutte cose realizzabili. Ad esempio, un'idea che non condivide. La remigrazione, il concetto e l'opinione sull'omosessualità. Come parla lui non è da italiano e non da cristiano. No, non mi piace, non mi piace. Vergognoso. Completamente, denigra le donne. Siamo ritornati 50 anni fa, 60 anni fa. No, io manco lo conosco. Un tema che divide è la remigrazione. Voto in commissione Libe per il rimpatrio dei immigrati illegali. Approvato. La remigrazione inizia anche in commissione Libe al Parlamento europeo. Ma la vera risposta la daranno le urne e lo sbarramento. Vannacci con il suo futuro nazionale ce la farà? Chi è il diretto avversario politico del generale? E rientriamo in studio. Allora, quindi oltre Lavardera, oltre Cateno De Luca, oltre diciamo tutti questi che vanno fuori diciamo dagli schemi della politica così come l'abbiamo conosciuta, anche se Lavardera non è candidato, è giusto? Io ho fatto la mia riflessione, ritengo che il sondaggio di prima sia sbagliato perché secondo me Lavardera è anche di più rispetto a quelle percentuali che ho visto prima, ma secondo me, magari mi sbaglio, io sono convinto che alla fine sono già messi d'accordo Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lavardera affinché giustamente oggi l'onorevole Lavardera, che rappresenta col suo movimento controcorrente una forte opposizione al governo, faccia accetta di candidati. Ho anche detto in maniera sincera, io non mi dispiace che lui pensi che io lo dico contro, invece io ritengo che stia facendo bene, stia interpretando bene il suo ruolo, sta raccogliendo tanti candidati, tante adesioni in tante parti alla Sicilia, secondo me anche alcune all'interno di quella coalizione dove lui dovrà stare, e poi ci sarà all'interno chi sarà lì perché è integralista e convinto di quello che dice, chi sarà lì magari per opportunismo, per prendersi l'eventuale passaggio, ma lui è bravo e quindi riuscirà a fare, sono sicuro, una buona selezione. Sono altrettanto convinto però che farà un passo indietro, perché non posso pensare che il Partito Democratico, che errori già ne ha fatti in passato, cioè, come si chiama quello lì? Licari, l'ex... Micari, rettore dell'Università di Padova. non mi viene in mente mai. Licari, il professore Micari, che nel 2017 il Partito Democratico ha fatto un errore grandissimo, ha preso il candidato politicamente parlando, attenzione, più scarso di numeri possibili, ha avuto una percentuale di voto disgiunto che è stato il peggiore di tutti. Calcoli che, se non ricordo male, l'onorevole Di Paola arrivò secondo con una sola lista. Cioè lì fecero un'aggregazione, Cancelleri con una sola lista prese più voti del Partito Democratico in 4. Allora io mi chiedo, il Partito Democratico, che ha nomi di tutto punto, cioè penso io a Cracolici, penso io anche al mio amico Nello Di Pasquale, penso a Peppino Lupo, penso a Provenzano, a tanti altri, veramente ammetterebbe di non essere in grado di esprimere un candidato alla presidenza della regione per andare verso un movimento regionale? Non lo so, possibilmente sì, ma non ne sono convinto. Forse anche il Movimento 5 Stelle, che ha dei nomi di tutto rilievo, il vicepresidente Di Paola, che è stato vicario e ha condotto l'assemblea regionale siciliana in molte occasioni, il presidente Antoci, che è europarlamentare, che è stato anche lui vittima di mafia, e tanti altri nomi che secondo me qualificanti possono avere. Saranno veramente poi in quella partita? Io credo di no. Poi possibilmente invece ci sarà un'ammissione di incapacità nel trovare una sintesi da parte del Movimento 5 Stelle, da parte del PD, esprimere un candidato, e potrebbero eventualmente appoggiare la Lavardera, che a me andrebbe benissimo anche come candidato presidente della regione. Perché? Perché siccome io ritengo che sia un comunicatore, ma poi possibilmente mi sbaglio,
Se invece l'onorevole Lavardera sarà il miglior presidente della regione siciliana, e io ne godrò come deputato di opposizione, ne godrò come cittadino siciliano, ne godrò come semplice cittadino per l'appunto. Quindi io non ho nulla in contrario, l'ho detto sempre con affetto, gli faccio grandissime capacità, però sono convinto che alla fine Lavardera si ritirerà. Questo però è un tema di casa d'altri. Sì. Torniamo invece a Generale Vannacci, che in tutta Italia sta erodendo consensi alla Lega. Evidentemente la Lega qua non esiste, perché insomma è, diciamo, riferita a una o comunque un gruppo di persone che voglio dire certamente non sono leghiste, ma erode consenso probabilmente al suo partito Fratelli d'Italia. Allora, intanto non so se il generale Vannacci farà la lista alle elezioni regionali qualora mai si dovesse votare prima delle elezioni nazionali. Punto numero uno. Si parla di un election day, Se ci fosse, ma ci sono tante ipotesi in campo che oggi al momento quella più accreditata è un election day ad aprile, Antonio. Questa è quella più accreditata, di cui ho parlato anche io, dove possibilmente ci sarà una contemporaneità del voto per le politiche e per le regionali. Su questo fronte non sono sicuro che il generale Vannacci, che comunque è marcatamente di destra, possa pensare di fare qualcosa di differente rispetto a un progetto condiviso con un'area di centrodestra. Però siccome, vede, non mi stupisco più di niente, possibilmente ci sarà Vannacci e Lavardera assieme, che ne sappiamo, piuttosto che una coalizione di campo largo larghissimo. Ma Cateno non lo so, non credo. Allora, se c'è l'election day ci saranno le proposte, e che probabilmente saranno accettate, di deputati in collegi blindati sia per Ismaele Lavardera che per Cateno De Luca. Vediamo chi resterà poi in campo e chi sarà candidato presidente. E ci saranno le proposte anche per i ministri, perché in questo momento sul tavolo andare ad election day e cercare di tenere la coalizione compatta, una persona come Ismaele Lavardera ma anche Cateno De Luca vale ministeri e deputati nazionali. Posso fare? No, D'Agostino. Allora, io su tutte queste suggestioni di Antonio Condorelli siamo troppo in anticipo. Però sull'election day sì, sto parlando di election day. Poi vedrete che il centrodestra si ricompatterà, perché farà tesoro di questa grande lezione, piccola grande lezione elettorale di queste amministrative, si ricompatterà e verrà fuori con un candidato unico che deve avere la sua anche autorevolezza, e sarà ovviamente il favorito della campagna. Questo l'ha detto Cardinale oggi. E sarà di Fratelli d'Italia. Ma questo è un discorso abbastanza logico. Se i partiti di centrodestra stanno compatti e uniti, non ci sono dubbi che la coalizione è favorita. In Italia però non è così. Parliamo della regione. Lavardera, leggendo questo sondaggio, che non ho capito chi ha fatto questo sondaggio. Lavardera, quei voti, Galvagno dice ne può prendere anche di più, ma si deve candidare presidente. Se sta nella coalizione con 5 Stelle e PD, che dubito che accetteranno che sia lui il candidato, però tutto è possibile nella vita. Mai lo accetteranno. Lui dovrà, se vuole stare nella coalizione, dovrà presentare la sua lista, e non ci sono più quei numeri, stiamo attenti. Quelle sono suggestioni di sondaggi che dicono cose e praticamente non dicono quasi nulla, perché vale anche per De Luca questo. Se De Luca si candida, l'ha già dimostrato De Luca, non è che lo devo dire i sondaggi, se De Luca si candida presidente della regione, può anche valere il 20%, 17, 15, 22, l'ha già dimostrato in un altro contesto. Ma se si candida in coalizione, De Luca avrà numeri diversi, molto diversi. Quindi è tutto un ragionamento che deve. Tanto che io sono d'accordo con Galvagno, alla fine Lavardera non ci sarà candidato a presidente della regione. Scusami, ho finito. Quando riguarda Vannacci, e qui è un tema anche di coalizione di centrodestra, perché se Vannacci è alla coalizione di centrodestra bisogna pensare di stare con questo energumeno che fa questo partito e ha questo linguaggio che è veramente volgare, impossibile da ricevere. Perché quella cosa che abbiamo ascoltato del femminicidio, che ha fatto più scalpore di tutti, lì si dimostra non solo la sua pretestuosità, ma la sua totale ignoranza. Guarda, io potevo anche in linea di massima dire sì, ma perché c'è bisogno di connotare il femminicidio rispetto a un normale omicidio? E perché noi però connotiamo con chiarezza l'omicidio razziale?
Lo connotiamo perché l'omicidio razziale, piuttosto che altri tipi di omicidio, ci dicono non soltanto che si è commesso un atto delittuoso che ha portato alla morte piuttosto che alla violenza su un'altra persona, ma si connota anche chi l'ha commesso e nei confronti di chi è commesso, e quindi della gravità morale e anche penale per cui quel tipo di reato ha un'altra valenza. Ed ecco perché le signore intervistate dicevano la volgarità di Vannacci, l'impossibilità di Vannacci, un linguaggio assurdo. È il nuovo populista qualunquista, veramente 27.0, chiamiamolo, perché guarda, il vaffanculo di Beppe Grillo erano poca cosa rispetto a Vannacci. Vannacci è una persona irricevibile. Allora, una considerazione Prego, Di Paolo, brevissima, visto che si parla sempre di campo alternativo, perché oramai si parla solo delle forze politiche e campo alternativo. C'è un dato che secondo me noi dobbiamo cogliere e che spesso la politica che ha un ruolo elettivo non coglie, e lo diceva anche il sondaggio. Io guarda, non vado dietro ai sondaggi, però c'è un dato alla fine del sondaggio, era nell'ultima riga, che i siciliani in questo momento solo il 4,8 sono soddisfatti per quanto riguarda la politica regionale siciliana. Vuol dire che in questo momento in Sicilia e tra i siciliani c'è un malcontento. No, 4,8 su 10, vedi, stai attento. Ed è un numero importante. 50%. Appunto, c'è un 50% di siciliani, non è poco, c'è un 50% di siciliani che al momento provano un malcontento incredibile per quanto riguarda lo status. Ma ci sono quelli che non votano, fammi finire di parlare, Nuccio, ma il 50% in democrazia va bene, se c'è il 50% di soddisfazione è positivo. Da chi viene aggredito questa insoddisfazione? Viene aggredito da tutte quelle forze politiche che chiaramente si pongono alternativi a chi oggi governa. A questo devi aggiungere pure, e Vannacci, che io assolutamente dico, se ne parla di Vannacci solo perché la spara più grossa. Oramai spesso la politica è diventata chi la spara più grossa. Ma è un razzista, perché se è la spari una grossa, ma questo dai. in generale lo dico, non è soltanto a destra. Se la spari, io lo sto dicendo in generale. Se la spari grossa, i giornali e i media ti danno visibilità, quindi anche per certi versi un po' colpa anche del nostro sistema comunicativo, del nostro sistema di consenso. Più la spari grossa, più ti do visibilità, perché mi crei dibattito e mi crei, diciamo, critica, e quindi mi crei in qualche modo consenso. Però cosa voglio dire? Che Vannacci non va sottovalutato, come non va sottovalutato questo malcontento, e ti dico che oggi la responsabilità di chi oggi nel campo alternativo è un po' più grande rispetto ad altri è quello di tenere il campo alternativo unito. Dopodiché il Presidente della Regione, il candidato al Presidente della Regione, sarà sicuramente il nome che avrà un consenso maggiore nell'elettorato siciliano e che permetterà al campo alternativo di rimanere unito. Questo è perché oggi, e lo dimostrano pure le elezioni amministrative, se siamo uniti andiamo a velocissima pubblicità. Semplicemente un passaggio rispetto a quello anche che ha detto Nuccio. Il tema è uno. A mio modo di vedere, finora le elezioni sono state caratterizzate da che cosa? Da delle spaccature. Esatto. Non c'è stato mai, non c'è un candidato presidente della regione con oltre il 50% dei consensi dal 2008, se si studiano i numeri. L'ultimo si chiama Raffaele Lombardo, 65% le liste, 62% lui. Cosa significa? Il centrodestra oggi, secondo me, deve stare molto attento. Però attenzione, signori. Se vanno con i candidati divisi o se mettono un candidato presidente alla stile Micari come si chiama, noi vinciamo anche col gatto di Miccichè candidato presidente, per essere chiari, Oggi però se la pubblicità se il campo alternativo è unito vince. Devo dire due cose, poi una sul ciclone Henry, che anche perché qua c'è il sindaco di Fulcisico, insomma, Santa Teresa di Riva, vabbè, tutti là tutti deluchiani siete. No, ho sbagliato comune. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta all'ultima parte della trasmissione, dobbiamo essere tutti molto veloci. Allora, il sindaco di Santa Teresa Riva, braccio armato nel senso di De Luca, nel senso operativo, per carità. E qua poi quando facciamo questi accostamenti in Sicilia sono sempre... Allora, dicevamo, ciclone Henry, qui c'è il presidente Calvagno che devo dire è stato sempre molto vicino a tutti i comuni che hanno... Assolutamente. Questo glielo riconosciamo. Fisicamente, in presenza, al telefono, di
giorno, di notte. Dico, io ho un rapporto personale che è notorio, ma a prescindere lo ha fatto con tutti i sindaci e mi piace sottolineare un fatto, lo ha fatto nella sua provincia e soprattutto, forse anche di più, fuori dalla sua provincia, a dimostrazione del fatto che la sua vicinanza non era un fattore squisitamente elettorale, ma era un fattore proprio di sentimento, anche perché lui conosce bene quei territori, quelle zone, e vederle martoriate. Ora lo faccio arrossire. Lo ci ha messo pure l'indennità sua da parlamentare. Ha fatto tanto, non c'è bisogno di dirlo, perché lui è bravo. Non ne ho fatto posto. Massima diffusione. Lui è bravo a c'è stata massima diffusione. Tu ti dimentichi che io vengo dall'associazionismo universitario, ma soprattutto al volontariato, e il volontariato non necessariamente si deve manifestare. È bravo a non dirle queste cose come tante altre cose che come fa. Però sicuramente c'è stata la vicinanza da parte sua, ma devo dire, io non ho avuto mai modo, neanche mistero di dirlo, anche il presidente Schifani per esempio nel mio comune è venuto credo 3 o 4 volte, sicuramente c'è stata vicinanza da parte di tutte le istituzioni. Sta partendo però quest'estate, è giusto? Sì, noi a Santa Teresa abbiamo completato sostanzialmente gli interventi, ma in tutto il territorio, bene o male, su tutto il territorio della zona di oggi la stagione incredibile estiva. quello che ha fatto lo giudice. Gli consiglierei di fare una passeggiata a lungomare di Catania dove è tutto fermo. Antonio, io questo non ci sono ancora arrivato sul Incredibile quello che hanno fatto da quelle parti, anche alle Toianni, che c'è un'altra amministrazione. Noi abbiamo con tanta buona Oggi hanno volontà. aperto alle Toianni l'ultimo pezzo di strada, quella accanto al Ciringhito. Sono stato lì stamattina. Lungomare di Catania, dove è tutto fermo. Stavo dicendo proprio questo, che Tutto domani fermo a Catania. Antonio, puoi venire anche ad Acireale. Domani Che forse siamo stati più veloci di lo giudice. Si ferma tutto a Catania. Domani, No, a Catania non lo so, io ora chiamerò Enrico per domani è il chiedergli cosa 21 successo. giugno. Sono Che lui è esattamente, contento. sono esattamente 120 giorni dalla fine del ciclone e io riaprirò i 2,5 chilometri di lungomare finalmente anche con il doppio senso. Credetemi che per la devastazione, per esempio, che c'è stata a Santa Teresa, che è il comune più colpito, era qualcosa di inimmaginabile. Il tema non è la riapertura, che per carità è importante, fa piacere, salviamo la stagione estiva, ok, ma il tema ora serio, è vero, di cui la Regione dovrà farsi carico, è quello della ricostruzione in definitiva, perché queste opere sono opere provvisorie che hanno una valenza, ma che comunque non ci fanno essere sereni, non ci possono vedere sereni per tutto quello che sarà la prossima stagione invernale, e quindi anche l'appello all'Assemblea regionale siciliana affinché con quelle che sono le somme che la Regione ha a disposizione, che sono notevoli, si possa occupare del tema inerente alla ricostruzione, perché ci vogliono veramente risorse importanti, perché le opere che sono state realizzate e che ci consentiranno e ci hanno consentito di riaprire i nostri lungomari sono comunque opere provvisorie. Bisogna pensare alle opere definitive e ci vuole l'aiuto e della Regione da un lato e dello Stato, dalla Protezione Civile Nazionale dall'altro. C'è un piano, non entro nei tecnicismi, si chiama 1 bis, che aspettiamo che venga approvato e che vengano messe le risorse, altrimenti non possiamo andare avanti. E mancano anche le risorse per i privati. E mancano anche le risorse per i privati, che per una parte le hanno ricevute, ma io faccio l'esempio del mio caso, io ho già fatto come dire, interventi completati per 2.500.000 euro, ho anticipato 600.000 euro come comune, ma le imprese vanno pagate, perché ancora formalmente non abbiamo ricevuto le somme. Penso agli imprenditori privati, insomma, che hanno avuto i lidi e gli stabilimenti balneari distrutti. È un tema importante. Gli imprenditori privati tutto sommato hanno avuto già i primi ristori, li stanno liquidando. Il presidente Schifani, devo dire, li ha raccolti, perché sono state prima le opere di messa in sicurezza. In questo il governo Schifani è stato eccellente. Prima le opere messe in sicurezza, che è quello a cui accennava allo giudice. Poi sono stati subito i 20.000 euro per ogni impresa, e adesso sono con i SAL e stanno pagando i saldi tutti quelli che hanno avuto lidi piuttosto che attività commerciali e così via. Ancora sono fuori i privati che, ahimè, hanno dovuto provvedere con mezzi propri andando a sistemarsi le case. E sono stati alcuni che hanno subito danni molto importanti, di centinaia di migliaia di euro. A questi è giusto che si dia la risposta in terzo ordine, lunghissimi. Mi serve allora lo giudice. Oggi
avete fatto l'assemblea a Catania di Sud Chiama Nord, siccome De Luca l'altra volta aveva detto siamo pronti con il sindaco di Catania a annunciare il nome del sindaco di Catania, dice prima c'è anche quello di Palermo. L'1 luglio annunceremo quello di Palermo e credo che se non la settimana successiva, fra 2 settimane, quello il nostro candidato sindaco come Sud di Chiama Nord per Catania. Dobbiamo aspettare. Allora abbiamo un ultimo video sul quale dico io penso che tutti gli italiani si come dire, ricompatteranno. Questa è la risposta di Giorgia Meloni al presidente Donald Trump, che diciamo, a detta del presidente Donald Trump avrebbe diciamo, parlato di Giorgia Meloni come un presidente italiano che avrebbe lemosinato la foto con lui. Questa è la risposta di Giorgia Meloni. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Allora, Presidente Calvagno, poi voglio sentire anche da Agostino, che è sempre appassionato di politica internazionale, organizza tutte questi simposi letterari. Giorgia Meloni, perché nessuno crede con al Paolo fatto Mieli che non conosce Telecolor, no? Ma doveva prenderla a ridere. Ma no, vabbè, sì, doveva prendere a ridere. Ma vabbè, un po' è una crisi istituzionale tra due paesi. Istituzionale no, però l'ha presa anche un po' a ridere, ha ironizzato, l'ha preso in giro. Insomma, non ha rincarato la dose, non gli ha detto che è un cretino, perché un Presidente del Consiglio non glielo dice, ma è un cretino Trump. Non è che io lo posso dire, non sono Presidente del Consiglio. Trump è stato sempre così. Il punto è che la Meloni cambia versione, perché Trump da sempre, come dire, Nicola gli ha dato del cretino, ma non è che un anno fa o 6 mesi fa oggi ha fatto di più, gli ha dato un'altra. Ma il discorso è il cambio di opinione da parte del Presidente del Consiglio negli ultimi mesi. Il Presidente del Consiglio, che era innamorata di Trump, si rende conto che Trump è irricevibile anche lui e adesso prende le distanze. Aveva preso le distanze quando aveva attaccato il Papa, no? È iniziato lì la presa di distanze. Ma perché poi alla fine io capisco che un capo di Stato deve, per diplomazia, poi parliamo del Presidente degli Stati Uniti, ma deve avere un pochettino di, come dire, di riguardo. Lancerei una frecciata all'opposizione. Poi ci sono momenti in cui tu non ne puoi più e ci vai addosso. E ha fatto bene, l'ha fatta con stile Giorgia Meloni. Oggettivamente una gigante. Cioè, la sua risposta nei suoi modi, dico, a parte che viene da ridere a pensare che la Meloni, che dico non conosco in maniera chissà come, ma un po' la conosco. Immaginare che la Meloni gli chieda la fotografia a qualcuno, a Trump, comunque mi viene veramente difficile. Mi viene veramente difficile delle frizioni, dell'opposizione. C'erano delle frizioni, ma il ragionamento, però Antonio, scusami, il ragionamento che fa diciamo, chi ne capisce di politica internazionale è che potrebbe quello di Donald Trump, diciamo, con toni sguaiati, detti in modo veramente irricevibile anche dal nostro Presidente del Consiglio, siano quelli di come dire, un abbandono, diciamo, di questa forza politica, preferendo in Italia altre forze politiche più moderate che in qualche modo uno spot per Giorgia Meloni. Non lo so, non lo so. Guardate, è ridicolo l'opposizione quando attacca Giorgia Meloni perché con le ginocchiere, così hanno detto nei confronti della politica estera di Trump, e invece nel momento in cui litigano l'attaccano pure dicendo: guardate che in questo momento l'Italia sta perdendo credibilità. Ma perché la contraddizione è enorme. È stata brava secondo me Giorgia Meloni a dare questa risposta veloce, risposta ci può stare, l'unica risposta veloce, secca e chiara. È stata brava Giorgia Meloni. Comunque un sistema che coinvolge tutti, l'Italia non spiega nessuno, attacca Sanchez, attacca Macron. Questo poi glielo chiederò alla mia collega Schillaci, che l'altro. Questo glielo chiederò alla mia collega. Non si piega di fronte a nessuno. Ma la Meloni era quella che diceva grazie a Trump dobbiamo dare il premio Nobel. Di Paola, guarda che io quando torno in aula per la pace è stata una cretinata. Ma l'ha detto la Meloni, cioè la Meloni ha detto diamogli il premio Nobel della pace
a Trump, dai ragazzi. Ma dopo che ha fatto l'intervento oggi lei è Oh, sicuramente dobbiamo chiudere, pentita siamo di in aver fatto- ritardissimo. questo sicuro. Calvagno, che voleva dire? Poi quando torno in aula vorrò le stesse prese di distanza che mi sono state chieste per alcune dichiarazioni da alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle. In aula la Schillaci mi ha detto: lei prende distanza le dichiarazioni che ha fatto, che poi non erano dichiarazioni, erano intercettazioni, quindi in un luogo Conserviamo la privato. domandona sulla finanziaria, ci conserviamo. Che cosa? Ci conserviamo la domandona No, sulla non fare, finanziaria. non fare, perché abbiamo non c'è finito, nessuno non ci abbiamo dell'opposizione- conservare niente. Non c'è nessuno dell'opposizione che possa criticare la maggioranza sul tema della finanziaria, perché al momento opportuno si sono seduti tutti e hanno avuto la quota parte del budget da destinare ai territori. Punto. Però la possiamo spiegare No, questa cosa non della la quota possiamo parte? spiegare perché siamo fuori Cos'è tempo. la quota parte? Cioè, io Quota- non ho capito siamo fuori C'ha tempo. ragione, ha ragione, Purtroppo Condorelli, siamo fuori Questa tempo. però non è una Ti cosa. chiedo, Allora, grazie al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. siciliana. Mi dispiace dirlo, la solita retorica. E Nicola D'Agostino dice perché dice così perché Nicola Grazie non al è Presidente, vi vergognate l'opposizione. Se no vi devo passare ora. Siamo fuori tempo massimo. Fate parte di questa maggioranza! Massima diffusione, massima diffusione. Grazie al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Calvagno, grazie Grazie a voi, all'onorevole grazie. Nicola D'Agostino di Forza Italia, grazie all'onorevole Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle, grazie al sindaco di Santa Teresa, diciamo esponente del Movimento Sud Chiama Nord di Gaetano De Luca, lo giudice, poi chi abbiamo da ringraziare? La Vardera se n'è andato, grazie al nostro Antonio Condorelli, noi ci fermiamo qui, la prossima settimana, attenzione, parleremo di corse clandestine dei cavalli, ma non per parlarne così, perché c'è tutta una legge, insomma ci sono movimenti, cose, storie, ne parleremo qui, ma parleremo ovviamente anche di politica che ci piace di più, quella regionale, ovviamente la prossima sarà l'ultima puntata del Punto, quindi della stagione ovviamente, poi non si sa mai, ma della stagione sicuramente. Grazie a tutti per averci seguito, buon fine settimana.